Palazzo, vicepresidente Confindustria Verona. Il tema dell'industria 4.0, iniziamo subito. Come stiamo messi? Beh, è un tema che è partito in maniera incisiva, direi, e che ha inciso fortemente sulla ripresa economica delle nostre aziende. Perché? Perché va a toccare dei temi in maniera trasversale, quindi non va a incidere su alcuni settori aziendali piuttosto che altri, ma va a incidere proprio in modo trasversale, quindi per tutte le aziende, perché andiamo a parlare di ricerca e sviluppo, quindi innovazione di impresa, e quindi temi che nel complesso possono essere di interesse comune a tutte le aziende. Ecco. Sta avendo, appunto, come dicevo, molto successo sia nelle grandi ovviamente che nelle piccole e medie imprese, che sono ovviamente quelle che hanno più bisogno sul tessuto nazionale di riprendersi, naturalmente, anche perché il tessuto appunto nazionale è fatto principalmente di piccole e medie imprese. Ora l'importante è continuare su questa strada che è stata appunto avviata in maniera positiva e possibilmente anche di migliorare alcuni degli strumenti che sono stati implementati e portati avanti. Abbinato a questo tema c'è anche il concetto di smart working che si sposa perfettamente con anche il tema della conciliazione. Assolutamente sì, esatto. Ecco, questo è un tema che per il momento purtroppo ovviamente, ma per il tema in sé, vede coinvolte principalmente le grandi aziende. Quindi siamo già sui 250.000 persone che stanno già lavorando in smart working, no? Però sono coinvolti principalmente nelle grandi aziende. Ovvio che la piccola azienda, la media azienda, magari per il tipo di lavorazione ha più difficoltà ad applicare questo tipo di metodo di lavoro, però comunque si stanno facendo degli sforzi anche in questo senso. Abbiamo ricevuto comunque dei riscontri positivi di interesse anche da piccole e medie aziende in questo senso, per cui riteniamo di siamo ottimisti, siamo sulla buona strada. Come Confindustria Verona cosa state facendo in tema di conciliazione proprio? Ma in tema di conciliazione stiamo puntando moltissimo sul tema del welfare, e quindi il welfare visto nell'ottica di servizi alla persona, per cui abbiamo implementato e proposto a tutti i nostri associati una piattaforma welfare proprio di Confindustria, semplificata con costi molto ridotti rispetto a quelli che si possono trovare naturalmente sul mercato, proprio per andare incontro ai servizi alla persona e quindi poter offrire un paniere di servizi servizi alla persona. Adesso si sta parlando di svariati ambiti, quindi si parte dal sistema pensionistico, dall'istruzione, per cercare appunto di unire la flessibilità lavorativa, che magari è difficile avere in termini concreti di smart working, attraverso strumenti appunto di welfare, quindi di servizi alla persona che possano aiutare in qualche maniera la gestione della famiglia, la gestione di tutto quello che non è lavoro. I risultati delle awareness sono arrivati Confindustria Verona, perché quella nazionale si è già esposta. Come si pone? Ma Confindustria Verona alla fine supporta chi ha voglia di metterci l'impegno e la faccia, per cui noi abbiamo già sostenuto comunque anche nelle assise l'idea e la missione, che deve essere quella di appunto continuare, come accennavo prima, no? Sull'innovazione, sul trend che è stato iniziato prima, per cui l'importante, noi puntiamo a trasmettere il messaggio che non dobbiamo smantellare per ideologia quello che è stato fatto prima soltanto perché era un altro partito, era un'altra coalizione, erano altre persone. Se qualcosa di buono è stato fatto, deve essere migliorato, perché non c'è niente di già perfetto, però dobbiamo mantenere quanto di positivo è stato costruito e che ha dato i suoi risultati.